alcuni di voi ieri sera erano in sala per la proiezione del film in collaborazione con Rai Cinema, Amiche da morire. E alcuni di voi hanno avuto modo di conoscere Giorgia Farina, che è ospite con noi oggi, e di vedere un po' che personaggio è, no? Al di là, un po' fuori dagli schemi, diciamo così. Quindi cominciamo questi incontri di oggi, che ne sono veramente tanti. Giorgia, tu sei la prima, inauguri questa ultima giornata di incontri. E cominciamo con la prima domanda. Un film che è presente qui al festival in collaborazione con le serate Rai Cinema, ed è un film che ha portato fortuna ad una delle tue attrici presenti nel cast, Sabrina Impacciatore, che i ragazzi hanno votato come miglior attrice 2013. Com'è stato girare sul set con 3 attrici donne e tu regista donna? Tutto al femminile, no? Allora, prima di tutto vi faccio sentire come sono cattiva come regista e vi dico di fare silenzio, se no non parlo. Niente, no, non è facile girare un film con 3 donne, sarà però per l'amicizia, per la voglia di stare insieme, un po' quest'unione femminile. Alla fine diciamo si vedono i frutti sul set. Noi ci siamo molto divertite, fare gli attori e fare i registi in qualche modo è anche un gioco, e quindi noi l'abbiamo presa molto giocosamente. Loro spesso venivano con delle idee anche fuori sceneggiatura e io, se andavano bene nella scena, gliele facevo tenere. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro anche di creazione sul set, che ha arricchito molto la sceneggiatura e poi ha portato ad essere, insomma, il film così spumeggiante. Senti, e tu in questo film, oltre ad essere regista, sei anche la sceneggiatrice, no? Una co-sceneggiatrice, quindi in doppia veste, e soprattutto utilizzi un linguaggio che non è il tuo, perché tutti pensano che tu sia siciliana, ma non lo sei. No, io sono romana di Roma, proprio romanaccia, e si sente. Ho deciso di ambientare il film in Sicilia, ma più che altro perché io avevo un bel ricordo della Sicilia, perché ho avuto il mio primo fidanzato siciliano che mi veniva a prendere con la Vespetta, e quindi è rimasto per me un'idea, un idillio, una cosa bella, e quindi mi piace molto la Sicilia, ho deciso di ambientarlo lì. L'ho anche ambientato lì perché l'idea di avere un'isola, quindi un posto chiuso dove io ho potuto costruire questo mondo che è un po' tra il reale e la finzione, e poi un posto dove loro non possono scappare, altrimenti Gilda con la macchina se sarebbe andata subito, quindi un po' una prigione. Senti, e nel momento in cui hai pensato comunque di scrivere, no? E di caratterizzare i personaggi, come hai pensato a ognuno di loro? Quali caratteristiche dovevano avere nella tua mente? Ma questi personaggi secondo me sono un po', racchiudono un po' tutte le sfaccettature di una donna. Se io penso a me stessa, io sono soprattutto Crocetta, perché molte scene dei Plasmon, a me mia nonna mi ha imboccato i biscotti fino a 15 anni, un altro po', quindi viene anche molto da me. E nelle donne c'è sia Crocetta, quindi la parte un po' più sfigata, un po' più chiusa, un po' più buffa, Gilda, chi non è mai Gilda nella vita, quindi seducente, e poi chi non vorrebbe aspirare ad essere una moglie perfetta come Olivia. Quindi diciamo che ho cercato di estrapolare queste diverse caratteristiche di una donna e di farne 3 personaggi ben diversi. Senti, e questo è il tuo primo lungometraggio, il tuo primo film, no? Però non è che si diventa registi e si fa un film direttamente. Ci vuoi raccontare un po' qual è il tuo trascorso, il tuo percorso professionale prima di questo film? No, certo, io da sempre amo fare film, facevo cortometraggi fino a quando avevo 10 anni, usavo il mio cane perché non avevo attori all'epoca, quindi usavo il cane e facevo le vocette, quindi era una cosa che ho da sempre amato. Poi sono andata in Inghilterra dove studiavo e la sera andavo mi portava un elettricista di scena sui set. Poi da lì ho fatto una scuola serale, ho vinto una borsa di studio per studiare in America alla Columbia University, e da lì
io ho fatto tanti cortometraggi, si studia tanto per fare il regista, non è che uno si sveglia una mattina e dice lo faccio, c'è bisogno di tanta preparazione, e visto che qua secondo me ci sono tanti aspiranti giovani registi, vi dico che bisogna studiare, bisogna leggere molto e bisogna sempre andare avanti, non bisogna buttarsi giù se un cortometraggio non va bene o se si aspettava una chiamata che non si riceve. Purtroppo questo capita sempre, capita a me, ma come penso che capiti anche nei grandi registi. Bisogna solamente sempre andare avanti e credere in questo sogno. Io ci ho sempre creduto e ho avuto la fortuna di incontrare Andrea e Raffaella Leone, che sono i miei produttori, che sono i figli di Sergio, quindi loro venivano da un mondo cinematografico e quindi poi è anche una questione di voglia. Loro vedevano in me talmente questa voglia di fare questo film che alla fine mi hanno detto vabbè, fallo. Senti, e nel momento in cui tu pensi ad un film, quindi hai un'idea, una sceneggiatura, il compito del regista, qual è il percorso che si affronta? Allora, io scrivo anche la sceneggiatura, quindi mi viene in mente un'idea e la scrivo con dei dialoghi e con una storia che può andare bene per il cinema. Poi, insieme al produttore, si inizia a pensare agli attori e alle location, che sono i posti dove verrà poi girato. Quindi la prima parte del film si divide tra andare a cercare posti dove girare e fare i provini per gli attori. E poi c'è, diciamo, un lungo momento che sembra una quasi pausa e poi dopo bisogna iniziare nella pre-produzione ad interessarsi a tutto, perché il regista fa tutto insieme ai collaboratori che sono il costumista, lo scenografo, il truccatore, sceglie i vestiti, sceglie il trucco, le inquadrature, la fotografia, i colori, e quindi è veramente un lavoro a tutto tondo. Infatti poi uno alla fine diventa matto e a volte però, visto che uno ha tanti collaboratori, dici ma io non servo a nulla, cioè sto qua che ci sto a fa, invece in realtà sei la testa e il cuore del film, e soprattutto si parla con gli attori. Io infatti sono diventata mezza matta a parlare con le tre attrici, perché è il regista che gli spiega le emozioni che dovrebbero provare nella scena, quindi il vero lavoro del regista è parlare con gli attori e dirgli come è nella tua testa la scena, perché poi loro capiscono e da lì riescono a recitarla, altrimenti andrebbero così all'impronta e non andrebbe bene per il film. Senti, e leggendo un po' nel web, molto spesso per leggere alcune recensioni sul tuo film, il tuo nome dal femminile diventava maschile. Sì. Sempre Giorgio. Giorgio? Ma perché io non ho capito perché in Italia uno deve essere per forza maschio per fare qualche cosa di importante o di grosso. Cioè, il secondo giorno entro nella conferenza stampa e uno mi dice ma c'è sto Giorgio? E io ho detto prima di tutto c'è, sto qua, e poi sono io Giorgia. Quindi è un po' un retaggio culturale nostro, però ecco, non deve essere così. Infatti io mi arrabbio, poi li chiamo questi, dico guarda che sono una donna, almeno, cioè sono una donna, quindi che volete fare? Poi si stupiscono, però è un po' una cosa italiana. E anche la cosa italiana pensare che un regista è un vecchio, perché voi come ve lo immaginate il regista col cappello e la sciarpa, vecchio dei 60 anni, e in realtà si nasce registi, si è registi fin da giovani, cioè i vecchi registi erano giovani. Kubrick, come ho detto ieri, da ciccione era magro, aveva 20 anni e nasciamo, cioè è un lavoro per la vita, e quindi all'estero già è così, ci sono registi molto giovani, basta pensare che Quentin Tarantino il primo film l'ha fatto a 28 anni, è un po' in Italia che c'è quest'idea. Io spero che insomma le nuove generazioni sfatino questo mito. Senti, appunto perché è tutto al femminile, è tutto al femminile, però ovviamente ci sono anche personaggi maschili, no? C'è Vinicio Marchione e poi c'è un personaggio che tu ieri sera ci hai raccontato che sul set ha un po' intrattenuto le tre protagoniste. Sì, perché non so se voi avete visto il film, c'è un Bonazzo
c'è uno veramente bello che è Tommaso Ramenghi, Rocco, il marito di Cristiana Capotondi, che è veramente un bel ragazzo. E se loro, le attrici sono sempre state molto brave sul set, molto disciplinate, però la scena in cui lui è nudo, seduto sul tavolaccio prima di essere donnato, un po' si erano un po' ravvivate. Devo dire che anche Vinicio Marchioni è stato molto bravo, lui poveraccio era l'unica quota blu nel film e ci ha sostenuto, e devo dire è stato molto bravo, perché non è facile per un attore uomo dover essere l'unica controparte maschile, però lui è adorabile, è un bravissimo attore, e è stato anche un santo, perché comunque ci ha sopportato a me, alla produttrice e alle tre, quindi era l'unico uomo per 5 donne. Senti, e nella filmografia italiana erano molti anni che non si vedeva una commedia tutta al femminile. Ti sei sentita un po' una apripista dopo tanti anni di questo genere, oppure è un omaggio che tu vuoi fare al mondo femminile? No, guarda, ma magari, io devo dire, amo molto le commedie di Monicelli, di Germi, dove c'erano veramente, basti pensare alla Ragazza con la pistola, a Sedotta e abbandonata, a Divorzio all'italiana, c'erano grandissime parti femminili. Poi non so perché da un momento all'altro la donna è diventata solamente la buona o la brutta, e comunque un accessorio del comico maschile. Questo per me è un voler tornare ai film che voi dovreste vedere, i film dei nostri grandi maestri come Monicelli, Germi, Scola, un voler omaggiare loro, perché assolutamente non immagino mai di mettermi al loro paro, e un po' una voglia di dire che siamo un po' stufi di queste commedie all'italiana sempre uguali, dove c'è il maschio macio e tutto il resto è altro e è una macchietta. Quindi era un po' una voglia di riprendere il passato, perché forse prima eravamo molto più innovativi di adesso, e quindi cose di 40 anni fa erano molto più innovative della solita favoletta che c'è adesso in giro. Senti, e proprio per questo motivo voi avete lanciato il film l'8 marzo, no? Quindi c'è proprio un'intenzione da parte tua, della produzione, della distribuzione, di lanciare un messaggio, oppure semplicemente la volontà di marcare ancora di più l'aspetto? Ma guarda, questa è stata anche molto 01 con la distribuzione, però una voglia di omaggiare le donne. L'8 marzo, io ho studiato femminismo anche all'università, l'8 marzo segnava un'importante marcia che avevano fatto le donne russe a San Pietroburgo per dire che era finita la guerra. Poi ha preso un'accezione politica, comunque una voglia delle donne di dire oh, ci siamo anche noi e vogliamo farlo vedere. Adesso invece l'8 marzo è diventata una cosa di spogliarellisti, della mimosa e di andare a mangiare la pizza tutte insieme. Io non dico che quello sia sbagliato, però la voglia anche di far uscire il film, che è sì un film per divertire, ma è anche e soprattutto un film per dire donne unitevi e siate amiche. Noi non dobbiamo essere solamente amiche per accompagnarci al bagno a fare la pipì quando siamo fuori o per scambiarci i vestiti. Veramente insieme si parla spesso di amicizia unicamente al maschile. Sembra che l'amicizia al femminile è una brutta copia di quella degli uomini, un po' più frivola. E invece questo film vuole proprio dire donne, se siamo amiche possiamo veramente ribaltare il mondo, è quello che poi loro fanno, loro cambiano la loro esistenza. Senti, tu in passato hai partecipato anche, se non erro, in qualità di giurata, no? Ad alcuni festival. Sai che il presidente di giuria della giuria di qualità è Carlo Brancaleoni. Come si vive un po' il ruolo da giurato in un festival da addetti ai lavori? Ma io ho fatto, mi ricordo anni fa, la giurata all'Atene Film Festival, che era questo bellissimo festival che appunto prendeva un po' di giovani in giro per l'Europa che studiavano cinema e li metteva a fare la giuria. È molto difficile perché i film che arrivano in sala, e capisco anche la difficoltà vostra, sono tutti diversi, vengono da contesti diversi, sono di lingua diversa, quindi è molto difficile giudicarli. Non mi piace giudicare i film perché è difficile, io poi amo il cinema, quindi tendo sempre a vedere almeno una cosa bella che c'è nel film, quindi è molto difficile il lavoro che state facendo, bravi, perché cioè io non è che proprio è la mia cosa, preferisco farli i film. Senti,
Applausi a go-go, cioè io vi devo portare ovunque a voi. Dovete sempre venire io con me. vorrei vedere se qualcuno in sala ha qualche domanda per te. C'è qualche domanda, ragazzi? Lì su. Innanzitutto le volevo fare complimenti per il film. E secondo luogo le volevo dire, lei ha detto ieri che un'opera prima è un inizio e non un arrivo. Cosa le si augura dal futuro? Ma come tutti quelli che provano a fare questo... Beh, bellissima domanda e grazie per i complimenti. No, ovviamente io mi auguro di diventare una regista che ama, non una regista famosa, ma una regista che ama le storie che racconta, perché poi spesso uno deve venire a patti con delle cose e poi si trova dopo un po' di film a dire ma perché ho fatto questo, avrei voluto fare un'altra cosa, quindi voglio raccontare le storie che piacciono a me. Questa è la cosa che, se io potessi farmi un augurio, è questo, di continuare. Amiche da morire è una cosa che sentivo molto in questo momento della mia vita, spero di crescere e di fare quello che piace a me, perché poi non è facile. Uno pensa che il regista è uno che arriva e fa quello che dice lui, assolutamente, stai sempre comunque chiuso in cose, sei pressato anche dal di fuori, perché comunque sono delle opere molto costose i film. Ecco, io spero di riuscire a divertire il pubblico come ho divertito con questo film, ad emozionare soprattutto, cioè a me non interessa fare l'opera intellettuale strana, io spero di riuscire di continuare ad emozionare il pubblico come mi sono emozionata io a fare questo film. Senti, e proprio riprendendo questa domanda, il film ha avuto un successo strepitoso, tant'è che è ancora in sala da quasi un mese e mezzo. Hai già in cantiere qualcosa? Stai già lavorando con la mente o scrivendo qualcosa? Sì, sto lavorando, però non è che non vi voglio dire niente, è che ancora io sto a scrivere le cose a mano, quindi sto lavorando sempre su una storia che è un po' comica, un po' amara, un po' come poi Amiche da morire, perché ti fa anche riflettere. Mi piace la risata e non credo di abbandonarla presto, quindi sarà una commedia, ma forse con una storia un po' più dura alle spalle. Però ecco, insomma, voi sapete Giorgio Farina, quindi dovete andare a vedere il mio secondo film, quindi mi dovete supportare. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Sì, volevo chiederle, lei che essendo una Bravo, urla. essendo una brava regista, lei per caso non è mai venuto in mente di mettersi dalla parte della telecamera, cioè di fare l'attrice? Guarda, parliamone. Cioè, non riesco nemmeno a farmi una foto, vengo così, perché non è la mia cosa, mentre io ho molto il senso della battuta, del ritmo. Infatti quando ero piccoli ho fatto molto teatro e mi dicevano tutti ma vedi come sei brava, devi fare l'attrice. Invece in realtà io non potrei mai dire ti amo a quella cosa nera, a quella macchina da presa, per me è innaturale, quindi ognuno poi deve seguire, mentre io ho sicuramente delle doti banali di recitazione che mi aiutano a dirigere gli attori. Non mi ci vedo, poi c'ho pure l'R moscia, quindi non si capirebbe niente quando parlo, quindi è meglio se sto dietro. Senti, molto spesso c'è un po' il compito del nostro festival, no? È smontare il prodotto finale e raccontare loro tutto quello che avviene prima, no? Nella fase precedente a quella che è la distribuzione. Vogliamo raccontare una giornata tipo sul set di Amiche da morire, dal primo momento all'ultimo? Allora, la giornata della regista, per la prima settimana io non ci ho capito niente, perché era un turbinio di emozioni e di fare finta che uno sta capendo quello che sta facendo quando in realtà ne capisci solo metà, poi dopo te ne rendi conto. Però la giornata del regista è questa: sveglia all'alba, quindi se già non siete mattinieri i registi non li potete fare. Sveglia all'alba, arriviamo sul set, noi sappiamo già dal giorno prima quello che dobbiamo fare perché abbiamo delle fotocopie che ci ricordano. Si va sul set e si chiamano gli attori che si stanno truccando e si fa una prova
prova, gli dici come la vorresti fare, loro dicono la loro, poi il regista gli fa sempre fare quello che dice lui e poi si inizia a girare, quindi la giornata che sembra lunghissima perché si girano tante ore, in realtà poi è sempre poco, infatti quasi tutte le scene poi di notte, sono le 4 di mattina, alle 5 di mattina bisogna sbrigarsi, poi c'è questa pausa che è terribile perché io la chiamo la pausa biocco perché non bevo caffè, infatti dopo il pranzo non capisco più niente e si va avanti, si prova molto con gli attori e poi con il direttore della fotografia che è quello che sta vicino al cameraman, che sta vicino alla macchina da presa, si trovano le angolazioni e poi si va avanti, cioè, sembra sempre molto ripetitivo, però in realtà è sempre diverso. Quindi è una giornata estremamente impegnativa, no? È impegnativissima e poi bisogna mangiare poco, se no ci si addormenta, quindi io per 2 mesi ho mangiato solo bresaola, a pranzo stavo per diventare un salume, perché perché l'unica cosa, mangi un po' di bresaola di corsa e poi ti ributti sul set, perché una volta ho avuto la malaugurata idea, il produttore mi ha portato una pizza e lì è stata la fine, perché io mi sono addormentata. Senti, ci puoi raccontare qualche aneddoto che tu hai vissuto da regista, un po', no? Guardando quello che succedeva sul set e ti è sembrato così comico da ispirarti per un'opera successiva? Ma guarda, no, una cosa carina, un aneddoto mio personale, il giorno prima di iniziare a fare il film, un po' il giorno prima di un esame, peggio, perché comunque ci sono tanti soldi e tante persone più grandi di te che pensi ti parleranno male di te oppure non avranno rispetto di te. Allora io per le prime 3 notti non dormivo, cioè, stavo nel letto e mi giravo così, fino a quando non mi arriva questo messaggio di Raffaella Leone, che è la figlia di Sergio Leone, che ha fatto tutti i film western famosi, e mi scrive: anche papà la notte prima del film non dormiva, quindi questa ho trovato una cosa molto carina, che vabbè, se non dormiva Sergio Leone pure io non posso dormire e poi no, niente, il fatto che si crea una grande famiglia, veramente è vero quest'idea che c'è una grande famiglia intorno al film, alla fine uno piange, si commuove, non lo so, si crea, bisognerebbe essere su un set. Io ho tanto e niente come aneddoti, loro sono sempre state molto brave. Mi ricordo che Claudia un giorno si è fatta male ad una gamba, è dovuta andare all'ospedale a farsi la medicazione, era molto tardi, erano le 4 di mattina e lei è tornata sul set e ha continuato a girare anche con questa gamba ferita, quindi devo dire a volte apprezzi anche, no, gli sforzi che fanno gli altri che dire, non ho cose particolari, ho tutta una cosa mischiata in testa. Senti Giorgia, la tua bravura, a parer mio, a parere anche del pubblico che ieri sera ho sentito all'uscita dalla sala, innanzitutto facevano i complimenti a te, che al di là dell'apparenza così un po' più austera, no? Poi sei una comica nata tu fondamentalmente. E poi mi chiedevano alcuni di loro, quindi vediamo un po' se riusciamo a rispondere, e che come hai fatto a far parlare 3 attrici romane in un dialetto siciliano più o meno, no? Certo. Preciso, come nel caso con di la frusta, l'ho frustate. No, avevamo una ragazza che faceva la dialect coach, quindi una siciliana, un'attrice siciliana che è venuta sul set e ogni battuta gliela diceva con l'intercalare giusto. Poi c'era Sabrina che era impazzita perché biscutteddu, andava in giro, un giorno camminava avanti e indietro nella piazza e faceva biscutteddu, perché lei voleva imparare molto bene questo siciliano. Un giorno viene da me e c'era questa voleva dire per forza sta frittata di cozze, perché si era documentata, aveva detto che veramente nelle isole siciliane d'estate si mangia la frittata di cozze, quindi poi era andata anche più in là con il lavoro. Però ecco, loro sono anche la testimonianza che se uno si mette veramente a studiare e ha voglia di eccellere in una cosa, poi ci riesce e prova soddisfazione, perché loro si sono messe lì proprio come si
si fanno i compiti a scuola, con l'evidenziatore, con questa ragazza, e hanno studiato molto, e poi devo dire che il risultato si vede, perché hanno un siciliano più che accettabile e hanno anche inventato queste ottimore, tonniamoli, questi tormentoni che sono tutto merito loro, e quindi sono state molto belle, sono veramente entrare nel personaggio. Quando conoscerete Sabrina Impacciatore gli dovete dire che io so benissimo, e lei mi ha detto che a volte ha delle crisi di identità perché si sente ancora Crocetta, quindi è una cosa bella poi quando i personaggi che tu hai scritto non vanno via da un attore, no? Rimangono un po' dentro. Senti, e ieri sera dicevi che comunque tu hai lasciato anche un po' di spazio, no? Alle attrici di aggiungere alcune battute a quello che tu avevi scritto, e ti avevo detto che era un complimento, no? Che io ti facevo, perché non tutti permettono all'attrice di aggiungere battute ai dialoghi. Certo. Ti ricordi qualcosa che appena hai sentito hai detto Ottimore, perché Sabrina Impacciatore che era fissata con sto ottimore che non c'era nella sceneggiatura, e dice sempre Sabrina questa cosa non farà ridere nessuno, te me la metti in tutte le scene, e invece in realtà è rimasta il tormentone del film. Quindi visto che gli attori, io vedo il film in generale, loro studiano unicamente il loro personaggio, perché non dare retta a qualcuno che sta approfondendo una parte del film? Poi ovviamente a volte dicono delle cose giuste, a volte dicono delle cose sbagliate, come facciamo tutti, però i tormentoni, ottimore, porta scutra, quelle sono tutte cose che sono venute da lei, che se non avesse avuto questo entusiasmo sarebbe rimasta un po' una cosa, no? Una cosa normale. Invece sono contenta quando la gente mi vede vestita e mi dice ottimore. Adesso per tutta la vita la gente mi vedrà e mi dirà che ha timore, ma ho anche un altro problema adesso, cioè trovare un fidanzato, visto che la fine che gli faccio fare agli uomini, che li metto nelle scatolette di tonno, per me sarà molto difficile adesso in poi relazionarmi con un uomo. Senti, prima di chiudere il nostro incontro, volevo chiederti questa cosa, sempre di alcune persone che ieri sera all'uscita della sala mi chiedevano questo. Nel momento in cui c'è la trasformazione di Sabrina Impacciatore da brutto anatroccolo a bomba sexy, sul set che cosa succedeva? Devo dire che i tecnici, che sono quasi tutti maschi sui film, non sono mai stati così felici di avere un set con 3 donne belle, e mi ricordo che Sabrina, devo dire, però vi racconterà anche lei questa cosa, che piaceva di più quando era Crocetta primo stile, con la calza, col sandalo da suora, evidentemente evocava delle donne che non esistono più. Sì, poi dopo quando l'hanno vista con quel vestitino si sono sentiti male, però piaceva anche, Sabrina riesce a rimorchiare anche con la calza pesante, che è una cosa che io le invidio. Allora ragazzi, se ci sono altre domande per... Parlando prima hai detto che le persone non devono fissarsi su delle cose, cioè non devono fissarsi, ma bisogna valutare comunque tutto. E tu hai scritto questa sceneggiatura proprio con le attrici, cioè hai pensato alle attrici Cristiana Caputondi, Claudia Gelini e Sabrina Impacciatore. Per fortuna tu hanno accettato, se non avessero accettato cosa avresti fatto? Mi attaccavo, non lo so. No, prima parlavamo in generale, quello che dicevo ai ragazzi che mi chiedevano come faccio, io voglio fare il regista o voglio fare l'attore, e io ho sempre detto, io nei cortometraggi che ho fatto sono sempre stati drammi, e poi alla fine mi sono trovata a fare una commedia, quindi quello che dico anche a voi è non fissatevi su una cosa, ci sono tante possibilità di lavorare e di avere delle soddisfazioni, e magari ecco uno, che ne so, vuole diventare David Lynch, che forse voi non conoscerete, ma poi invece diventa un regista, non lo so, teatrale, non lo so, non vuol dire che questo è da meno, darà sempre soddisfazioni. Le attrici mi è andata di fortuna, devo dire che loro hanno amato la sceneggiatura e la possibilità di fare un film da protagoniste al femminile. Se poi all'epoca mi dicevano di no, avrei trovato altre attrici, mi sarei sicuramente non avrei fatto oh no, voglio Claudia Gerini, cioè avrei cercato di andare avanti. Io vi vorrei dire una cosa, se vi è piaciuto il film, visto che è ancora in sala,
visto che voi siete smanettoni, voi ragazzi, andate sui siti come My Movies, magari mi lasciate una recensione, magari invitate la gente a vederlo. No, perché il passaparola è importante per questo film, perché sai, io non sono nessuno, tu dici film di Giorgia Farina e chi è? Oppure un film con queste tre attrici, magari tanti ragazzi all'inizio hanno detto ma che ce frega a noi di vedere un film al femminile, invece poi dopo si sono divertiti. Quindi sul sito su Facebook c'è la pagina di Amiche da morire, su My Movies, andate, dite se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto, non è che dovete essere, cioè preferirei che se non vi è piaciuto vi astenetevi da scrivere niente, fate stasera c'è un altro film, guardate quello. Però ecco, se vi è piaciuto il film, una cosa che potete fare per aiutarci, visto che noi l'abbiamo fatto con tanto amore, è spargere la voce, visto che è ancora in sala in Veneto, soprattutto su internet, perché è un mezzo che arriva a tutti, quindi se lo fate, grazie. Allora Giorgia, io ti ringrazio per aver aperto gli incontri di oggi, ti ringrazio per la comicità che ci hai regalato ieri sera prima alla presentazione del tuo film, e ringrazio Rai Cinema per averci permesso di presentare il tuo film al Vittorio Veneto Film Festival. So che adesso tu hai un treno, devi andare a Milano e poi a New York, se non sbaglio. Sì, no? Poi partirò domenica per New York. Allora buon viaggio. Grazie. Ciao.